volte nei nostri viaggi ci imbattiamo in qualcosa di unico, meraviglioso, addirittura misterioso. Torniamo a Farra di Soligo con la nostra avventura tra chiese in collina e antiche tradizioni, unite dal cammino delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Siamo tornati a Farra di Soligo, precisamente nella frazione di Col San Martino, e naturalmente ci aspetta il nostro sindaco Mattia Perencin. Buongiorno sindaco. Bentornata Ida. Grazie. Sindaco, proprio da qui passa il cammino delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Proprio qui passa il cammino, 51 km di percorso da Vidor a Vittorio Veneto, e Farra di Soligo è proprio la parte centrale. Infatti passa proprio per San Vigilio, in questo bellissimo posto, in questa bellissima chiesa. Questa è la seconda tappa, quindi il pellegrino che percorre il cammino scende anche poi in paese, perché proprio in paese c'è la seconda tappa e quindi c'è la possibilità di mangiare, di bere, di timbrare anche la carta del pellegrino, quindi con un timbro proprio speciale dedicato a questo cammino. Pensiamo che già in questi mesi sono oltre 2500 le persone che hanno percorso questo tipo di cammino e provengono da oltre 30 nazioni di tutto il mondo. Un bel risultato, un percorso bellissimo, tra l'altro percorso in tutto il periodo dell'anno riesce a regalarci degli scorci, dei paesaggi che sono veramente stupendi, per cui merita veramente, proprio perché qui si parla di storia, si parla di cultura, si parla di coltivazione eroica della vite. Parliamo però anche di grande guerra, perché in questo percorso, nei 14 chilometri che attraversano il comune di Farra di Soligo, troviamo anche alcuni punti che richiamano a quel periodo storico, quindi la grande guerra con alcune trincee e postazioni. Sindaco, cosa vuol dire timbrare la carta del pellegrino? Il percorso prevede 4 tappe, quindi 4 luoghi, 4 paesi dove il pellegrino di fatto può alloggiare, può trovare pernottamento per la notte, può mangiare, può bere. Questa carta che viene consegnata al pellegrino viene timbrata e questo certifica che è stato fatto il percorso, quindi tutto il percorso certificato dal timbro. Farra di Soligo, terra di storia e di fede. Quante chiese in questo territorio, specialmente quelle che seguono il cammino? Le chiese sono innumerevoli, soprattutto quelle che si snodano lungo il percorso. Abbiamo San Lorenzo, abbiamo la chiesa di Collagù, San Vigilio. E difatti noi ci troviamo proprio di fronte all'antica chiesa di San Vigilio, un vero e proprio tesoro, sì, che ci presenterà il nostro archeologo Fabio Sartori. Grazie sindaco. Grazie Ida, a presto. Stiamo entrando nell'antica chiesa di San Vigilio, datata 1217. Ma chi era San Vigilio? Da dove arrivava? Eccolo San Vigilio. Eccolo qui, ce l'abbiamo alle nostre spalle, raffigurato. E San Vigilio è stato vescovo di Trento, stiamo parlando di primi secoli dopo la nascita di Cristo, è stato martire, la sua geografia lo vuole poi martirizzato in Val Reddena, intanto che cercava di evangelizzare le valli alpine. Quindi un vescovo che possiamo risalire veramente nella notte dei tempi e ci dà anche l'attestazione antica della chiesetta dove ci troviamo noi adesso. Anche questa piccola chiesetta, come le altre che punteggiano le colline del nostro comune,
al suo interno presenta quelle sorprese che a me piace chiamare veramente frammenti di luce. E abbiamo dei riquadri devozionali affrescati all'interno delle pareti, sono bellissime perché i colori sono molto ma molto vivi. Abbiamo per esempio la Madonna con il bambino e San Nicola, il primo alla nostra sinistra, con la veste della Madonna riccamente decorato. Un altro bellissimo lo abbiamo nella controfacciata, che se vuoi ci avviciniamo, così ci raffigura qualcosa di interessante e anche di misterioso. Guarda queste antiche pareti, sono spesse, irregolari. Stai toccando il tempo, effettivamente. L'affresco che abbiamo nella controfacciata ci raffigura un cavaliere, con ogni probabilità San Bovo, e anche il pastore, il bovaro, ai suoi piedi con le greggi, con i due buoi. E doveva essercene un altro, ma ci è rimasto incompiuto. Lo abbiamo qui alla sinistra, bisogna veramente avvicinarsi, si intravede la sinopia, cioè il disegno preparatorio di un santo, e visto com'è raffigurato anche qui siamo sicuri di quello che l'artista voleva fare. Un San Rocco si è interrotto. Chissà cosa è successo. Non sappiamo come mai si è interrotto. A Farra di Soligo la storia corre in fretta. Lasciamo l'antica chiesa di San Vigilio e ci spostiamo in quella chiesetta che vedete alle mie spalle, la chiesa di San Martino. Una nuova costruzione, ma costruita sulle fondamenta di un'antica chiesa. Fabio, un altro sito carico di carisma, di stupore. Certo, ci troviamo alla chiesa di San Martino e le sue forme, la sua architettura rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso è completamente diversa. Respiriamo forse poco l'antico. E infatti, come noi vediamo oggi, questa costruzione si deve ad un lavoro fatto nel 1927, quindi parliamo del secolo scorso, progettata da un architetto veneziano, però la cosa interessante, sul luogo dove una precedente chiesetta doveva essere attestata, quella sì, antica. Ahimè, la Prima Guerra Mondiale l'ha danneggiata, quindi si è voluto comunque creare un edificio sacro nel luogo dove doveva trovarsene un altro in passato. Dedicata a San Martino, siamo a Col San Martino, e qui un po' la fede e la tradizione anche si incrociano, perché all'interno è conservata un'urna dove ci sono dei cartellini con nomi maschili e nomi femminili. Se vuole l'intercessione del santo perché la gravidanza vada a buon fine e chiaramente anche la nascita, si impegnano, una volta estratti questi nomi, maschili o femminili, a dare il nome del cartellino al nascituro o alla nascitura. Si può dire un segno del destino quasi. Un segno del destino che si rifà comunque ad una tradizione antica attestata sicuramente a partire dal 1750, forse anche prima. Fabio, non sembra, ma qua il tempo vola, è quasi l'imbrunire e noi da buoni pellegrini abbiamo bisogno di fermarci e di ristorarci. Sì, nelle varie trattorie di passaggio che ci sono proprio qua a Farra di Soligo, ma una in particolare sì, perché pensate, ha creato il piatto del pellegrino. Sì, un piatto dedicato, si può dire anche a noi. Noi siamo pellegrini e quindi da Condo andiamo adesso. Sto cercando, il signor Enrico sta preparando il piatto del cammino, ma devo trovare le cucine. Guarda, guarda Manuel. Ah, che bella questa. Funzionante ancora, eh. Cerchiamo le cucine. Eccolo al suo posto di lavoro, Enrico Canella. Ciao Buongiorno, Enrico. buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Tu Enrico hai pensato a un piatto dedicato proprio al pellegrino, Esatto. Un piatto completo. Esatto, già che abbiamo visto che c'era l'esigenza di avere un piatto unico per chi viene a camminare, e allora abbiamo pensato a questo piatto che racchiude degli elementi che sono di tradizione, come la soppressa, l'ossocollo, il nostro formaggio alla casatella, le noci, la polenta
e poi l'abbiamo accostato, visto che il nostro governatore Zaia parlava sempre del cammino di Santiago, abbiamo pensato alla tortillas, però non fatta come in Spagna, che è una grossa frittata un po' pesante da mangiare, però abbiamo adoperato gli stessi elementi. Allora abbiamo adoperato la cipolla, le patate e le uova. Praticamente per fare un piatto leggero abbiamo cotto in bianco, diciamo, la cipolla con un po' di olio, un po' di acqua. Lo stesso abbiamo fatto per le patate, le abbiamo fatte a dadini e le abbiamo lessate. Dopodiché abbiamo incorporato i due elementi e li abbiamo cotti in forno. La locanda da Condo è una locanda storica che ha visto passare molti personaggi famosi e meno famosi, ma tutti degni di essere raccontati. E qui ne abbiamo uno che veramente merita di essere portato nelle vostre case, gentili telespettatori. Pensate, ha 94 anni, qui ne ha viste di cotte e di crude. Si chiama Walter e ci aspetta in Caneva. Signor Walter. Ah, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, molto bene, anche lei sta molto Direi bene. di sì. Ma è vero Di che, fronte a lei. ma è vero Mi che il dica. segreto della lunga vita è un buon bicchiere di vino e un buon piatto. Nel caso mio sì, direi di sì, perché questa è un'osteria e io l'avevo di fronte, Condo e Walter. Condo e Walter, Sì. Due osterie che si 40 guardavano. e girava un po' il mondo, ossia, allora l'osteria era un'altra cosa, l'osteria era il tre punti, diciamo, il punto d'incontro di molta gente, anche importante, tanti incontri conosciuti qua, si sono sposati. Ah, quindi era proprio Sì, un sì, luogo, sì, sì. quasi quasi si faceva il filò. No, c'era il filò. C'era il filò. Parlo da gente di Treviso, di Venezia, veneziani, Milano. Avevo un gruppo di amici da Milano che venivano spesso, telefonavano, cosa t'ha fatto stasera Walter? Se faceva lo spiedo arrivavano. Lo spiedo, quindi carne allo spiedo si Sì, mangiava. è famoso, spiedo di Condo era famosissimo. Cosa si mangiava in questo spiedo? Di cos'era? Di che carne lo spiedo? Carne di maiale, di vitello, e pollo e coniglio. E poi i primi piatti cosa si mangiava qua in questa trattoria? così Beh, famosa? i primi piatti era molto famoso, poi i minestroni, minestra di fagioli, i minestroni, per esempio la moglie di Condo era bravissima a fare i minestroni. Dopo lesso, facciamo dei lessi meravigliosi, un po' di tutto, testina. E durante il filò cos'è che si raccontavano? Beh, un po' di tutto. Grazie. Ma- E anch'io ho potuto fare un po' di filò con lei. Sa Ma che non avevo mai fatto è stato un filò con piacere, qualcuno. anzi, quando vuole sono sempre disponibile. Io so che la Far trovo filò, qua. far Far filò, filò. far filò. Grazie, Grazie, Walter. grazie. Lasciamo Farra di Soligo, questa terra straordinaria, fatta di doni e di emozioni, dove la storia scorre in fretta, ma si fonde con il futuro. Grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io naturalmente vi do appuntamento la prossima settimana con un nuovo viaggio di itinerario. Buona serata.